È chiaro che una massa di persone così imponente che si è riversata all'improvviso in una struttura come la nostra, in qualche maniera ci ha messo un po' in difficoltà. Considerando che a Jesolo abbiamo oltre 300 alberghi, è facile intuire che un po' di coda si possa formare. Il pagamento per effettuare i tamponi ha leggermente ridotto la richiesta, ma le code di fronte ai Covid point del litorale veneziano sono in aumento. A Jesolo una delle situazioni più difficili. Qui nei pressi del tendone allestito nel piazzale antistante l'ospedale le file iniziano a formarsi dalle prime ore del mattino. Sono prevalentemente turisti che devono rientrare nel proprio paese con un test negativo e persone sprovviste di Green Pass. Tedeschi e austriaci, ma anche inglesi, sono presenti in numero più elevato assieme ai lavoratori stagionali e residenti. L'assalto ai tamponi mette sotto pressione il sistema sanitario locale, costretto a fronteggiare un numero di richieste cresciuto in maniera esponenziale. Qui a Jesolo l'attività di testing con tamponi ha raggiunto una capacità produttiva senza precedenti. Venerdì scorso abbiamo raggiunto la punta massima, non era mai accaduto, abbiamo fatto quasi 400 tamponi. Tenete conto che noi processiamo soprattutto tamponi rapidi di terza generazione. Siamo arrivati a un punto di riuscire a processare 40 tamponi rapidi all'ora, quindi che significa che poco più di un minuto noi riusciamo a processare il tampone. Un lavoro enorme, tenendo presente che questo si aggiunge alla già intensa attività di vaccinazione. È stata quindi predisposta una rete per la ricerca del virus che consentirà di effettuare più di 6.000 tamponi giornalieri in tutta la costa veneziana. A fronteggiare la richiesta 3 Covid point permanenti e 5 estivi gestiti da personale ASL 4 e 11 strutture private, che si sommano all'ausilio di bus appositamente allestiti. In aiuto alla ASL 4 ci sono anche le farmacie. Invito tutti a rivolgersi anche alle numerose farmacie di Jesolo, del territorio, di Cavallino, della nostra zona, perché effettueranno tamponi anche loro in convenzione con la Regione. Stessi prezzi? Stessi prezzi che troveranno qui da noi.